Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Questa sera sarà una puntata particolare, praticamente inizia da questa sera, saranno 4 puntate che nella prima parte avremo l'ospite importante come sempre, nella seconda invece parleremo della Basilica del Santo e parleremo davvero a 360 gradi, vi faremo conoscere la Basilica per quanto riguarda il suo manufatto, la storia, come è formata, cosa ci sono sopra le cupole, all'interno scusatemi delle cupole, insomma molte belle cose che certi fedeli non conoscono perché non hanno potuto visitare, e ovviamente parleremo anche della parte religiosa, quindi al termine di questo appuntamento che ho con l'ospite guardate perché sarà sicuramente una cosa molto curiosa, perché ci sono davvero delle cose non viste da parte di chi entra in quella straordinaria basilica, quindi lo ripeterò perché è una cosa da vedere. L'ospite di questa sera è il dottor Pierluigi Pilati, direttore del Dipartimento e anche direttore UOC delle vie digestive dello IOV di Padova e Castelfranco Padova. La sede è unica è a Padova. Buonasera dottore, Buonasera. Perché adesso sono unite, dunque sì, c'è stato un po' insomma hanno rifatto tutte le USL, le hanno modificate, quindi anche lo IOV. Per definizione lo IOV è Istituto Oncologico Veneto e quindi lo IOV è un istituto della Regione Veneto. Certo, della Regione Veneto. Il primo nucleo, il nucleo centrale è a Padova, lo IOV a Padova, e poi ci sono altre localizzazioni, tra cui la mia, Castelfranco, dove ci sono altri reparti, altri istituti, e poi a Schiavonia, per esempio, cioè altre sedi. Dove ci sono, certo. Beh, ognuno avremo modo di parlare anche, ovviamente avete visto il titolo, tumori delle vie digestive, avremo modo di parlare con il dottor Pierluigi Pilati, però prima noi viene sempre a trovarci l'assessore Ciano Conti. Sentiamo cosa ci racconta anche questa volta, sentiamolo. Ciao Giorgio, un saluto a voi in studio, naturalmente qui con me non poteva mancare il nostro ospite d'eccezione, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo-Ciaro. Senz'altro, ciao Gaetano, benvenuto ciao a tutti gli elettori che ci seguono da casa. Anche gli altri, non solo gli elettori, salutiamo tutti. Salutiamo voi. 22 maggio, ormai siamo nel pieno della primavera, una stagione, le piace come stagione? Amo la primavera, e tra l'altro oggi è proprio si festeggia il primo giorno di primavera. No, è stato passato. Ma da mo'. Senz'altro, e io amo questa stagione perché arrivano i turisti, no? Arrivano i turisti e in particolare se vai sotto marina, se vai nelle nostre spiagge, cattisei tedeschi che si sguaratano in acqua, no? È bellissimo, sono coraggiosi, non hanno mica paura. Qualche temerario c'è. Io ammiro il popolo tedesco perché non ha paura di niente. Che bello, quindi lei conosce, il popolo tedesco conosce la Germania? Sono stato tanti anni anche da piccolo in Germania. Sì, che bello. Sono stato in Colonia, per capire. Ma quindi non è stato a Colonia, è stato in Colonia? No, in Colonia, se ne a città, ho fatto la battuta. Sì, ma non deve fare queste battute così. Stiamo parlando della Germania, scusi. No, se c'è stato in Germania, dica. Sì, c'è stato perché io anche come parente simpaticissimo, Franco, forte. Franco, forte. Senta, assessore, abbia pazienza. Possiamo diventare seri? Stiamo parlando di una cosa... Stiamo seri. Andavo sempre in Germania perché avevo un parente che era frate. Sai dove che abitava? Ma va! A Monaco, immaginavo. Senta, assessore, se dice un'altra battuta su una città tedesca, io prendo e vado via. Prometto non ne faccio più, non sono mica Bond, faggane altre. Vado via, perché, scusa Giorgio, ma non si può. Assessore, stiamo parlando di tedeschi. Bravissima, io adoro il popolo tedesco per come che educano i loro putelli. In che senso? Cerchiamo di spiegarci meglio. I putelli tedeschi sono straordinari. I putelli sarebbero i bambini? Sì, i bambini, Kinder. Senza fare pubblicità, li chiamano Kinder perché sono dolci come dei cioccolatini.
Forse. Allora, non so quanto, però tu vai nei campeggi in Italia, no? E cati le famiglie dei putelli tedeschi con Sì, mi attenda. verrebbe a fare la traduzione simultanea perché cati le famiglie, cioè lei vai nei campeggi e tedesco. trovi le famiglie tedesche. Senz'altro, no. Ma vedi subito la differenza tra tenda italiana e tenda tedesca. Da cosa lo vedi? A tenda tedesca momenti che anche al campanello fuori. Tutti precisi per fare i gara straliere con i bici messi in Biciclette, ordine certo. di grandezza perché i minimo 7 fiori, 2 cani. E non ti vedi mai, ti vedi solo sua mamma e suo papà che chiappa il sole e che legge i libri. I fiori dei tedeschi non ti vedi. Dove sono i bambini? Io da svezzamento i autonomi, da un anno in poi, i poteri tedeschi autonomi, te da 10 euro, io riseranghi sopravvive una settimana. Sei serio? Dai 10 euro a un putello italiano, in 5 minuti torna in giro, si già sputanare quei macchinette, quei giati che ha fatto anche debiti. Ma per piacere, dobbiamo imparare. Diciamo ci saranno anche non so, delle qualità di questi bambini italiani, abbia Sì, pazienza. ecco, diciamo su 2 elementi li battiamo. L'igiene, L'igiene, i direi di italiani, sì. e ti vedi quei sevattine de Gucci, no, Vabbè, i bambini tedeschi un po' scalzi, anche dentro i bagni Sì, va, sì, va sì. scalzi e ti dici vai in letto a sera con i pennini unti, ti Vabbè, vedi, per ti piacere, riconosci. sarà un'immagine bruttissima. E anche l'alimentazione, devo dire, i potei tedeschi va avanti a grigliata e vrusteri, i nostri italiani biastemando, ma un'insalata di riso te la mangiano dopo e dai fuori dai imboccarli, no, con la mamma. Diciamo, Vabbè, che, diciamo che sul cibo non ci batte quasi non nessuno. ci batte nessuno. Diciamo che il putello perfetto sarebbe bambino proprio perfetto. incalmare un tedesco e un italiano. Un incalmo tra un tedesco Un e un incrocio. italiano. Un Senz'altro, incrocio. senz'altro. Devi dire un incrocio, devi dire un Incrocio. incalmo. Un incrocio. Un incrocio e una rotonda. Ma che rotonda, no? Un I incrocio. tedeschi attacca a essere felici. Ma per piacere, basta con questi stereotipi. Prego. Allora, il nostro centro studi turistici di Molto Buio Femociaro Scusi, ha elaborato... lei ha un centro studi turistici. Esatto. Vabbè. Abbiamo elaborato un coso, vado a Un leggere... progetto, una cosa... Vakemedum, Un vademecum. una specie di vocabolario, insomma, no? Vademecum, si dice così, se lo vuole dire lo dice. Che regaleremo a tutti i single italiani del territorio proprio per cercare di attaccare bottone con le tedesche No, singole che ma cattano scusi, in vacanza. ma mi scusi, assessore, cioè lei ha creato un vademecum con Senz'altro. che cosa? Con Ma delle... ci sono le principali frasi per attaccare bottone con le femmine tedesche. Ma no, ma io non ho parole. Per esempio, la prima frase, hai caro un Wuster? Ma come? Ma non è che uno incontra una ragazza tedesca e dice "Ehi, caro un Würstel". Vanno ghiotte perché amano. Cioè, proseggo, assessore. Seconda frase, Mercedes va meglio altro che Fiat. Per entrare È di nella una banalità incredibile. Oppure, Berlusconi, ma intanto... I Berlusconi, ma Sì, perché intanto... il sorriso fa parte anche della... Berlusconi, ma intanto è 15 anni che andate avanti con la Merkel, facendo anche il gesto, no? Ecco che queste principali frasi nel nostro Vademecum per attaccare il bottone con una ragazza tedesca. Sì, e come si chiama questo progetto? Accademia della Crocca. A te la linea, Giorgio. E Saluto speriamo tutte le in una- amiche tedesche, alle Esatto. maniche. Se volete trovare una donna tedesca... Ecco qua, il nostro Vademecum. l'Accademia della Crocca. Vabbè. Beh, ecco, cioè abbiamo visto l'assessore Ciano continuamente, Marco, Pippo e Gaetano, e potete vedere le loro pillole tutte le sere su TV7 Triveneta prima delle nostre programmazioni serali, quindi verso le 21, e sicuramente ne fanno da divertirsi. Come avete visto e come vi ho accennato prima, questa sera la puntata sarà in 2 parti, la prima come di consueto con l'ospite, la seconda per 4 puntate che riguarda la Basilica del Santo. Vi ricordo tra l'altro, vi racconteremo tutto per quanto riguarda appunto la Basilica, e vi ricordo che ci sarà una replica sempre della Basilica alla domenica alle ore 19. Va bene, allora ritorniamo a noi. L'ospite è il dottor Pierluigi Pilati, direttore del Dipartimento IOV di Padova e Castelfranco e direttore dell'UOC delle vie digestive. Cosa sono le vie digestive? Allora, le vie digestive comprendono praticamente il tratto dell'intestino che va dall'esofago, che poi continua con lo stomaco, e successivamente c'è il piccolo intestino che è diviso in digiuno e ileo, e poi Cosa vuol dire digiuno? praticamente è un tratto le chiedo scusa se la interrompo, però le chiedo per Certo. essere chiaro. È il primo tratto di intestino dopo lo stomaco,
e la seconda parte del piccolo intestino si chiama ileo e poi continua con l'ultimo tratto di intestino che è chiamato colon e poi il tratto finale si chiama retto, che coincide praticamente con la sede dove Scusi, praticamente... una curiosità banale, farò anche delle domande. Quanto è lungo l'intestino di un uomo, di una donna, se c'è diversità fra l'uomo e la donna? Si parla sull'ordine di 6-7 metri. Sia indipendentemente dall'uomo? No, no, indipendentemente dal sesso, insomma. Indipendentemente. Ok, ma mi scusi, l'intestino cresce man mano che cresce la persona, ovviamente, no? No, praticamente, cioè si forma praticamente... Cioè un bambino quando nasce ha l'intestino, le faccio chiaramente non è che sia a 7 metri all'inizio, però praticamente proporzionalmente con la crescita praticamente si adegua. Si adegua alla persona. Quindi se, le faccio una domanda, se uno è più robusto ce l'ha più... No, sempre non c'entra il fisico. Dopo la robustezza... Non è caso suo perché lei è magrissimo, ma sì, ho capito che lei sì. È direttamente, può esserci praticamente la presenza di grasso extraperitoneale, cioè nella parte esterna, oppure può esserci presenza anche di grasso all'interno dei visceri, cioè a livello delle strutture, attorno praticamente a strutture tipo l'intestino, il fegato, eccetera. Si parla di grasso viscerale oppure può essere un grasso... Allora, dottore, così una domanda mi dica se le anticipo. I tumori nelle vie digestive hanno, è una domanda questa, hanno una predominanza per quanto riguarda l'alimentazione, cioè il tutto arriva dall'alimentazione, cioè se uno mangia correttamente, mangia perfettamente, non eccede in uso di un mangiare non corretto, non avrà mai problemi alle vie digestive o potrà averlo ugualmente? Allora, diciamo che è molto importante l'alimentazione. L'alimentazione, diciamo, è fondamentale, è dimostrato che ci sono dei fattori esterni, tra cui l'alimentazione, l'ambiente, che possono influire in maniera determinante nella formazione di questi tumori. Quindi è molto importante praticamente stare attenti all'alimentazione, a cosa si mangia, come si mangia, e ad altri fattori, per esempio il fumo o altri fattori ambientali che possono influire praticamente nella formazione di queste neoplasie. E quindi praticamente è una domanda, se uno riesce ad avere un'alimentazione corretta, in teoria riduce di molto la percentuale, la possibilità. Comunque potrebbe... senta, ma uno come può prevenire? La prevenzione, come tutti i dottori che ho avuto ospite dicono, è fondamentale per evitare appunto il tumore. Ma come può uno evitare oppure sapere che inizia a avere un problema quando non ha nessun sintomo? Cioè la prevenzione arriva quando arrivano i sintomi oppure quando non arrivano i sintomi? Quando arrivano i sintomi siamo già oltre. L'esempio classico della prevenzione, per esempio, è nel tumore, parliamo di tumori delle vie digestive, è nel colon retto l'effettuazione di un sangue occulto, cioè la presenza di sangue, anche se non è visibile perché è appunto definito occulto, macroscopicamente visibile, ma è identificabile con un test, ti deve mettere nel campanello d'allarme che ti deve suggerire di fare delle indagini per cercare di capire per quale motivo c'è questa presenza di sangue nelle feci. La prevenzione vuol dire fare delle indagini, tipo il sangue occulto, e allora già qui c'è una categoria di persone che ha un sangue occulto negativo e quindi praticamente si abbassa di molto il rischio di malattia presente nel soggetto che ha effettuato l'indagine, oppure un sangue occulto positivo, che non vuol dire automaticamente che tu hai una neoplasia delle vie digestive, ma vuol dire che ti suggerisce di effettuare un'indagine che ti consenta di escludere una malattia delle vie digestive in particolare. Va bene, questo siamo d'accordo perché ci sono già i sintomi, ma se uno ha il sangue ovviamente... Cioè non ha un sintomo, ma uno invece... faccio sempre delle domande abbastanza, sembrano banali, però la gente si chiede anche questo. Facciamo prevenzione, iniziamo a fare prevenzione. Okay. Io sto bene, mi sento bene, sto bene, che prevenzione devo fare? Prevenzione che uno deve fare è innanzitutto... Ma a un'età che devo iniziare a fare questa prevenzione o a 20 anni devo iniziare a fare la prevenzione? Perché la neoplasia, il tumore può venire fuori anche a 20 anni, a 25. E quindi come faccio? Nella prevenzione praticamente io considero dai 40 anni in su,
Dopo le indagini vere e proprie vanno effettuate anche un momentino più avanti. Mi scusi se le interrompo, dai 40 anni su, perché il corpo umano inizia a avere un lavoro di 40 anni, definiamolo esatto, così. ma anche perché è dimostrato che gran parte delle malattie incominciano a presentarsi dopo questa età. Chiaramente ci sono dei casi, per fortuna sporadici, molto minori, nei quali la malattia si presenta in età giovanile, e questo può essere dovuto, oltre che a fattori ambientali, a fattori genetici. C'è una trasmissione genetica per cui il paziente si ammala per cause genetiche e non per cause, diciamo, esterne. Nel primo caso, quando si parla di prevenzione di patologie dove influiscono in maniera determinante l'alimentazione, è buona regola che si cominci a mangiare in maniera, diciamo, corretta già dall'inizio dell'infanzia e via via si prosegua nell'età adulta. Quali sono le sostanze, cioè i cibi di cui bisogna praticamente stare attenti? Ci sono dei cibi che vengono assolutamente consigliati per ridurre praticamente questo rischio, e cioè mangiare tante fibre, bere molto, in modo da poter portare via le scorie, mentre ci sono altri cibi, per esempio la carne, particolari tipi di carne che tra l'altro diciamo biologicamente non sana, fra virgolette, cioè trattata con antibiotici, trattata con cortisone. Noi adesso praticamente c'è una cultura proprio nell'alimentazione, per cui se uno sta attento vede la provenienza della carne, vede praticamente l'età dell'animale quando è stato macellato, e quindi praticamente fa delle scelte. È inutile diciamo mangiare carne tutti i giorni, è sufficiente mangiare carne 2 volte alla settimana, ma le volte in cui mangio praticamente cerco di mangiare carne, fra virgolette, sana. Ecco. Anche lì è un... E questo praticamente aiuta nella prevenzione. Le faccio una domanda: la carne, visto che parliamo di carne, è importante che sia cruda o cotta, o indipendentemente da cruda o cotta? La carne va bene cruda o cotta, non ci sono problemi. Parliamo di carne, fra virgolette, con quelle caratteristiche che dicevo prima. La carne bruciata alla brace, cioè la parte bruciata, è dimostrato che può avere un effetto cancerizzante, può essere cancerogena, quindi praticamente va eliminata, non andrebbe mangiata. È dimostrato che questo è un effetto cancerogeno non tanto nei tumori del colon quanto nei tumori dello stomaco. Quindi bisogna stare attento, ovviamente l'alimentazione è fondamentale. Però le spiego, dottore, ovviamente quando uno va a acquistare la carne ha dei costi, e ovviamente anche chi ce la vende sicuramente non è corretto nel farlo, perché ci sono, abbiamo visto certe trasmissioni televisive dove per non buttare via carne la ritrattano, la rilavorano, e la carne buona costa anche tanti soldi, quindi oggi per avere mercato ti danno anche della carne, ma non solo carne, anche altri tipi di alimentazione che non è corretto. E uno come fa a venire fuori da questa situazione? Cioè, bisogna cercare proprio nella mentalità, nella cultura, secondo me, di mangiare bene, mangiare in maniera corretta, cosa che secondo me non si faceva fino a 10 anni fa. Bisogna cercare di scegliere l'alimentazione, di scegliere la carne, di scegliere il pesce. Oltre che anche il pesce? Sì, anche il pesce. E il pesce crudo, mi scusate che siamo qui, può far male oppure no? No. Però chiaramente c'è pesce crudo e pesce crudo, c'è pesce che praticamente lo trovi a 15 euro, vai a mangiare sushi a 15 euro, e c'è il sushi che lo vai a mangiare a 80-90 euro, c'è una certa differenza, cioè dipende da come è stato trattato il pesce. Esatto. Quello che vende a 80 euro magari è un ladruncolo e le dà lo stesso... Può succedere, già abbiamo visto che è questo qui. Va bene, senta, andiamo in pubblicità, poi ovviamente l'argomento è molto interessante, rimanete con noi a tra poco.